Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Semaforo verde all'Ars per la manovra finanziaria correttiva, approvata dopo 2 giorni di contrapposizioni, stralciata la norma salva ineleggibili. 50 milioni serviranno ad abbattere i rialzi dei mutui casa delle famiglie siciliane. Un comando blocca la strada e sradica la cassa self-service di un distributore di carburanti nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo. Poche ore dopo l'operazione interforze per smantellare le piazze di spaccio nelle vie Ustica e Capopassero. Nuovo blitz nel mandamento di Resuttana. Dopo gli arresti di luglio, altre 7 persone finiscono in manette nel Palermitano per associazione mafiosa, estorsioni e rapina. Sempre connessi e in sovrappeso il report di Save the Children fotografa gli adolescenti siciliani. Già a 6 anni i bambini usano il cellulare tutti i giorni. Sole, acqua, vento, terra. Da questi elementi può partire la rivoluzione verde per consentire l'autonomia energetica della Sicilia. Per attuarla occorre osare con un istituto regionale dell'energia solare. Calcio per il Catania, seconda giornata di lavoro agli ordini di Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese ha già messo nel mirino la Turris. Ancora ben trovati. Dopo 2 giorni di nette contrapposizioni, l'ARS ha approvato la manovra finanziaria correttiva. Tra i provvedimenti, 50 milioni di euro andranno ad abbattere i rialzi dei mutui casa delle famiglie siciliane con un ISEE entro i 50.000 euro. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Manlio Viola. Doveva vedere la luce entro oggi e alla fine, contro ogni previsione, così è stato. Con 32 voti favorevoli e 24 contrari, l'ARS ha approvato la manovra finanziaria di assestamento dei conti della Regione. Si tratta di norme che muovono circa 600 milioni di euro. Il semaforo verde è arrivato al termine di una 2 giorni caratterizzata da forti contrapposizioni tra le opposizioni e la maggioranza e non soltanto. Riscritto, ma soltanto in parte, il maxi emendamento che ieri era stato al centro delle polemiche per la lunga sfilza di microfinanziamenti che distribuivano contributi a pioggia a comuni e associazioni. Stralciata invece la contestata norma salva ineleggibili che avrebbe salvato appunto 4 inquilini di Sala d'Ercole. Tra le norme approvate, 50 milioni di euro che andranno ad abbattere i rialzi dei mutui delle case delle famiglie siciliane con ISEE entro i 50.000 euro annui. Sì anche ai fondi per la 4ª rata dei trasferimenti agli enti locali, nonostante l'ANCI, l'associazione dei comuni, lamenti di non essere stata coinvolta e contesti il metodo che avvantaggerebbe pochi a danno di molti. Fra i finanziamenti approvati anche l'integrazione oraria dei lavoratori ASU e 70 milioni che consentiranno alla Regione di acquistare il totale controllo del fondo che gestisce gli immobili venduti da Palazzo d'Orleans nel 2007, riacquistando di fatto quanto era stato appunto venduto per ripianare i conti. Quasi 11 milioni di euro infine per il rinnovo del contratto dei regionali nelle more del nuovo accordo. Le prossime tappe a Palazzo dei Normanni riguarderanno la legge di stabilità 2024-2026 approvata recentemente dal governo Schifani e che verrà trasmessa agli uffici di presidenza alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima al massimo. Adesso alla cronaca, andiamo a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Prima un'azione criminale attraverso la quale viene sradicato la cassa self di un distributore di carburanti e poche ore dopo un maxi blitz per smantellare le piazze di spaccio nelle vie Ustica e Capopassero. Tonino De Mana. Una banda specializzata e ben organizzata, tanto da bloccare le vie d'accesso e con un escavatore entrare direttamente, sfondare una vetrata e rubare la cassa continua del Petrol Company di San Giovanni Galermo. Un'azione studiata nei minimi particolari e portata a termine da almeno 6-7 persone capaci di bloccare le vie d'accesso a Don Minzoni, nell'azione sarebbe rimasta ferma anche un'ambulanza, per poi sradicare la cassa self-service del distributore di carburanti. Una scena che si ripete spesso nel catanese e che vede all'opera malviventi senza scrupoli e spesso impuniti. Sanno dove colpire e lo fanno con sfrontatezza, magari con qualche telefonata al numero unico d'emergenza 112, mandano fuori zona le poche pattuglie notturne
persone che presidiano un vasto territorio per poi distribuire i mezzi rubati e circoscrivere il campo d'azione e quindi spianare la strada all'escavatore. Il mezzo pesante rompe vetrate, sfonda muri e sradica la cassa. Bottino da quantificare. Indagini sono in corso per risalire agli autori del raid che poco prima avevano sbarrato e reso inaccessibili le vie Capricorno, Colbe e Villa Flaminia. E quasi per uno strano scherzo del destino e a poche ore dall'assalto al Petrol Company, sempre a San Giovanni Galermo, è stata effettuata un'articolata operazione ad alto impatto disposta dalla prefettura di Catania che ha visto impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani. I controlli sono stati effettuati secondo le direttive del Ministero dell'Interno e sulla base di strategie di intervento condivise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Unità cinofile in azione in via Capo Passero che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga. Posti di blocco sul viale Tirreno in via Ustica ed in molte strade adiacenti per mettere un freno all'illegalità diffusa ed allontanare, almeno per un poco, pusher e vedette in una delle piazze di spaccio più conosciute ed attive di Catania e provincia. Un'altra operazione, però ci spostiamo, andiamo a Siracusa. I carabinieri infatti hanno azzerato il fortino della droga alla borgata Santa Lucia. Quando serviva il clan era pronto anche alla violenza. 19 gli arresti, ci racconta tutto in questo servizio Francesco Aloi. 19 arresti, 15 in carcere e 4 ai domiciliari. Avevano fatto della borgata Santa Lucia il fortino della droga. Loro dovevano occuparsi dell'importazione a Siracusa per poi rifornire le altre piazze di spaccio. Quando serviva non facevano a meno della violenza. C'erano 2 uomini a capo di questo clan che nasce da una costola del clan Santa Panagia. Abbiamo registrato diversi atti intimidatori, atti incendiari, facevano ricorso a esplosioni di colpi di pistola. Cocaina, hashish, marijuana e crack era quello che trafficavano e offrivano ai clienti. Un'attività che però non è passata inosservata ai carabinieri, che coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Catania hanno azzerato l'organizzazione. Anche durante il periodo Covid è stata una delle attività che non si è fermata, duole dirlo, anzi ci sono conversazioni in cui abbiamo registrato l'avviso all'acquirente del fatto che lo spacciatore in quel momento era positivo al virus. Ognuno aveva il suo ruolo, i contatti erano anche con il carcere Cavadonna. I detenuti affiliati al gruppo non erano lasciati soli, i cellulari nascosti nel cibo ed un drone che avrebbe dovuto portare anche la droga, drone che è stato sequestrato proprio nei pressi del carcere. Hanno provato a portare all'interno stupefacenti e messaggini, comunicazioni occultate all'interno di barrette di cioccolato anche di calamari. Sequestrati 7 kg tra cocaina, marijuana e hashish, quasi 6.000 euro, 9 armi clandestine e cellulari criptati di ultima generazione. Viaggiava sulla sua auto con un tasso alcolemico oltre la soglia limite riscontrato dalla polizia che lo ha fermato per un controllo. Un 31enne di Carini, non appena ha compreso che i poliziotti gli stavano ritirando la patente, ha iniziato a colpirli e danneggiare la volante, aggredendo anche gli operatori del 118. Il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto per danneggiamento, lesioni, violenza e minacce. Ci sono 7 nuovi arresti nel mandamento di Resuttana, siamo nel Palermitano dopo l'operazione dello scorso luglio, tra questi anche il titolare di un bar che conservava in casa una mitraglietta. Adelaide Barbagallo. Dopo quello del 10 luglio scorso, nuovo blitz contro il mandamento di Resuttana con 18 arresti. Nel proseguo delle indagini sono venuti fuori altri episodi estorsivi. I poliziotti hanno anche ricostruito un episodio di violenza. Un imprenditore è stato picchiato per rubargli la macchina. Era un pegno poiché è ritenuto colpevole di aver maturato un debito nei confronti di uno degli indagati. Tra gli arrestati Giuseppe D'Amore, titolare di un bar in via Resurrezione a Palermo che nascondeva nella sua camera da letto una mitraglietta. Questa è la scoperta inquietante fatta dai poliziotti. Secondo le indagini avrebbe più volte incontrato uomini d'onore della famiglia di Resuttana, mettendosi a disposizione del capomandamento Salvatore Genova e del reggente dell'omonima famiglia mafiosa Sergio Giannusa. D'Amore sarebbe stato un tassello fondamentale della rete di comunicazione riservata. Uno degli incontri organizzati grazie al suo aiuto avrebbe coinvolto proprio l'anziano Michele Michalizzi, 73 anni, il genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, arrestato lo scorso
scorso luglio. Adesso si indaga per accertare se l'arma trovata in casa di D'Amore facesse parte dell'arsenale della cosca. Un minivan con a bordo tifosi della Nuova Gioiese, diretto ad Acireale, è stato assalito con mazze e altri strumenti simili da 5 ultra del Catania che li avevano scambiati per sostenitori del Taranto. L'aggressione dell'automezzo è avvenuta sull'autostrada Messina-Catania, dove era stato preparato l'agguato. Gli autori dell'assalto sono stati identificati dalla Digos della Questura, sono stati denunciati alla Procura Etnea e sottoposti al provvedimento di Daspo. L'aggressione è avvenuta lo scorso 22 ottobre, giorno in cui allo Stadio Massimino a Catania si è giocata la gara Catania-Taranto per il campionato di calcio di Serie C. Adesso ci fermiamo e ci ritroviamo tra poco con altri servizi. Parte di Sicilia 24 è stata necessaria l'azione di un Canadair per provare a spegnere un incendio divampato in contrada Castellaccio ad Aidone in provincia di Enna. A bruciare la macchia mediterranea, sterpaglie e parte boschiva. Sul posto anche 2 squadre dei Vigili del Fuoco di Enna Piazza Armerina e una pattuglia del Corpo Forestale. È ancora battaglia a Palermo sul tema delle mense scolastiche. La protesta di genitori e dirigenti riguardano questa volta proprio i pasti per i bambini che non sarebbero tagliati, dunque porzionati, per agevolare in particolare i più piccini. Sentiamo Marco Gullà. Ci iniziamo. Da questa scuola palermitana, la Giuliana Saladino, sono partite diverse contestazioni per le mense scolastiche. Vi ricordate? A Palermo le mense sono iniziate decisamente in ritardo per l'aggiudicazione dell'appalto, lasciando a digiuno molti bambini per un determinato periodo. A distanza di qualche settimana un nuovo problema. Il pasto infatti consegnato non viene tagliato. Le fettine di carne o di pollo quindi intere, il pesce non è sfilettato e ovviamente i bambini non possono farlo da solo. Anche la frutta non viene sbucciata. Da diversi giorni segnaliamo il cattivo funzionamento della mensa scolastica. Non è accettabile che il pasto venga consegnato e non sia tagliato. Bambini di 3, 4, 5 anni non possono certamente tagliarsi la carne o il pollo. Questa attività non la possono certamente fare i docenti o i collaboratori scolastici, soprattutto in assenza di una comunicazione chiara e formale. Fino all'anno scorso questa attività veniva svolta dalla ditta che forniva i pasti. Quest'anno il comune non ha fatto alcuna comunicazione, non sappiamo niente. Riceviamo la carne per intera e i bambini non la possono mangiare. La soluzione, secondo molti presidi, la deve trovare il comune di Palermo, perché i collaboratori scolastici non possono assumersi la responsabilità di dover tagliare il pasto agli studenti. Un nuovo capitolo di una vera e propria telenovela. Al vaglio dell'assessorato comunale all'istruzione c'è l'ipotesi di consegnare cibo più pratico come polpette o macedonia. Sono sempre con il capo rivolto in giù a guardare il cellulare, sono sempre più in sovrappeso. Il quadro che esce appunto da un report di Save the Children e che riguarda gli adolescenti siciliani. Sentiamo Eva Spampinato. Sempre più iperconnessi, con il telefono in mano e la testa china sullo schermo. Sempre più sovrappeso. È la fotografia che Save the Children scatta ai giovani siciliani nel report Tempi Digitali. Il 13,9% di ragazze e ragazzi siciliani di 11, 13 e 15 anni mostrano un uso problematico dei social media, il quinto dato più alto in Italia. Sono soprattutto le ragazze a soffrirne e l'età più critica è quella dei 13 anni. Tra le principali motivazioni dell'uso intensivo dei social media, secondo la 14ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia, c'è quello di scappare da sentimenti negativi. Per quanto riguarda invece i videogiochi, in Sicilia il 23,5% dei giovani di 11, 13 e 15 anni ne fa un uso problematico, in linea con la media nazionale. Qui però sono i ragazzi ad essere più esposti e l'età di maggiore esposizione in questo caso si abbassa a 11 anni. Un uso intensivo di internet è associato anche a un maggior rischio di sovrappeso o obesità a causa dell'inattività. Navigare a lungo vuol dire stare molte ore seduti, per lo più fermi, e
per le cattive abitudini alimentari legate all'iperconnessione. Non è un caso che in Italia sia in crescita il numero di ragazzi in sovrappeso, soprattutto al sud. In Sicilia il 26,7% degli adolescenti è in sovrappeso o obeso, oltre 1 su 4, percentuale superiore rispetto alla media nazionale. Sempre al sud è maggiore anche la percentuale di giovanissimi, già dai 6 anni fino ai 17, che usano il cellulare tutti i giorni. Rivoluzione green, bene, in Sicilia si può, ma bisogna osare realizzando un istituto regionale dell'energia solare. Sentiamo il servizio di Adelaide Barbagallo. Lavorare su sole, acqua, vento, terra, da questi elementi può partire la rivoluzione verde per consentire alla Sicilia di diventare autonoma dal punto di vista energetico. Ma non solo. L'isola, che si affaccia sul Mediterraneo, così vicina all'Africa, può diventare un grande polo in grado di fornire energia anche ad altri paesi, ad esempio producendo idrogeno e trasferendo quello che proviene dal Nord Africa in tutta Europa. Se ne è discusso nell'incontro organizzato dal quotidiano La Sicilia presso i laboratori nazionali del Sud dell'Istituto di Fisica Nucleare. Grandi passi avanti fatti sul fotovoltaico, ma per una completa rivoluzione occorre avere il coraggio di osare, creando un istituto regionale di energia solare. La regione siciliana deve fondare l'istituto dell'energia solare. Perché? Perché se il comune di Catania o il comune di Palermo, dei grandi comuni siciliani, vuole per esempio solarizzare le proprie piscine, ecco che ci sono disponibili dei fondi regionali, dei fondi europei, c'è però un'attività a monte di progettazione, di installazione eccetera, di collaudo, che potrebbe essere svolta benissimo da quest'ente regionale, che supplirebbe lì dove i comuni non arrivano più. Catania, con realtà quali l'Istituto di Fisica Nucleare o aziende come l'ST Microelectronics, ha tutte le potenzialità per puntare sulle nuove tecnologie. Il nostro istituto a livello nazionale e a livello regionale si è sempre messo a disposizione per intercettare tutte le opportunità di fare crescere il terreno attorno a noi. L'energia pulita rispetta l'ambiente e fa bene all'economia. Famiglie, imprese, edifici pubblici che hanno installato i pannelli fotovoltaici hanno già visto crollare i costi dell'energia elettrica. Ci fermiamo ancora, ritorniamo per l'ultima parte con il calcio. E siamo tornati in studio, seconda giornata di allenamenti, oggi per il Catania sotto lo sguardo del nuovo tecnico Lucarelli, e intanto il Catania è atteso dal prossimo incontro perché per l'appunto in arrivo c'è la Turris. Francesco Triolo. Prima allenamento e presentazione, Cristiano Lucarelli è entrato subito nel mood rosso-azzurro. Con il suo ritorno ufficializzato ieri, il Catania spera di dare una sterzata al proprio campionato. Il suo carisma, il suo ruolo da trascinatore si è intuito già dalle prime parole. Questa piazza non è per tutti, né per i calciatori né per gli allenatori. Per stare in questa piazza ci vuole determinate caratteristiche che non sono solo le conoscenze di campo, ma sono anche il groppone per sopportare il peso di chiamarsi Catania e di essere condannati a vincere sempre e comunque, e quindi ho pensato che fosse giusto provare a dare quella sgassata finale, quindi questa volta devo fare in modo di riuscire a agguantarla. Primo allenamento intenso al Cibalino, il lavoro per conoscere meglio una squadra che nei nomi non ha bisogno di presentazioni per lui ed il suo staff. Doppia seduta oggi e domani e la richiesta all'ambiente, alla gente di Catania di stare vicino alla squadra, perché almeno sino a Natale occorrerà stare tutti insieme. La squadra ha bisogno del risultato, l'ambiente ha bisogno del risultato, la società ha bisogno del risultato, e quindi in questo momento noi dobbiamo tirare fuori anche un po' le unghie e i denti. Quello che ho detto oggi anche ai ragazzi, no? Io ho bisogno di gente che ci crede. Non sono il tipo che all'11ª giornata può gettare la spugna. Il primo scoglio per Lucarelli quindi è quello mentale, ma sul campo lo sguardo è già rivolto alla Turris sabato al Massimino. Dalla prossima gara si potrà capire infatti se almeno nell'atteggiamento qualcosa sarà cambiato. E con questo servizio si chiude, Sicilia 24, a tutti voi grazie per l'attenzione e buona serata.